Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati da Max Fontanini e benvenuti al Palasport Benedetti, dove tra circa 17 minuti sarà alzata la palla 2 della quinta giornata d'andata di DNB tra Apo GSA Udine Costaldi Montichiari. Assieme a noi il presidente dell'Apo GSA, Alessandro Pedone. Buonasera press. Buonasera a tutti, eccoci qua. Gara di cartello, l'hai detto anche tu in sede di presentazione, la gente sta arrivando al Maranga, giornata piovosa, tutti comfort all'interno di questo Benedetti, e poi tra circa 16 minuti appunto la palla 2 sul parquet del big match di giornata, Udine contro Montichiari. Certo, noi stiamo cercando di rendere il più confortevole appunto possibile il palazzetto per poter avere sempre più pubblico e averlo sempre pieno come è stato in queste ultime 3 giornate. Per noi l'elemento pubblico è fondamentale per sostenere i ragazzi. La squadra, come avete visto, si sta sempre più slegando e speriamo che già da oggi ci possa far vedere di che pasta è fatta contro un avversario forte tanto quanto noi, quindi la partita è assolutamente aperta. Udine che senza Joel Zacchetti, al suo posto Mattias Principe nei 10 referto, quindi Udine gioca con la stessa squadra che ha battuto Lugo domenica scorsa. Press, chi potrebbe essere il giocatore della tua squadra a fare la differenza? Ma la squadra è assolutamente dotata di moltissime possibilità di gioco, lo dice anche l'allenatore avversario in una sua intervista di ieri, quindi mi dispiace molto che Joel non possa essere dei nostri, lo aspettiamo come aspettiamo Truccolo, penso fra un paio di settimane o al massimo 3, ma la squadra che abbiamo visto in campo domenica scorsa non ha niente da temere da nessuno, quindi diciamo che Paderni ha delle belle frecce al suo arco, sta a lui usarlo. Parliamo anche un po' di settore giovanile, alle nostre spalle ci sono tanti ragazzi del settore giovanile a tifare per i più grandi della prima squadra. È stata bella anche la vittoria dell'Under 19 contro Pordenone 2 settimane fa. Beh, Linas Italia Under 19 è una bellissima squadra, molto forte, e chiaramente la osserviamo da vicino per il nostro futuro. Passiamo da un presidente all'altro. Presidente Pedone, buona partita. Chiamiamo Franco Iaco, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Faccio una battuta. Allo stadio è andata male, speriamo che il Marangoni vada meglio, no? Beh, speriamo, sicuramente deve andare meglio, perché questa è una partita speciale per l'Apo, per la GSA, perché una vittoria, come io mi auguro che ci sia, darebbe concretezza alle aspirazioni più che legittime che la GSA ha in questo campionato. Quindi da una partita dove di fatto oltre alla noia e ai gol della squadra avversaria poco altro abbiamo visto, assistiamo a questo momento che spero sia entusiasmante per Udine, per la città e per la sua squadra. La pallacanestro da questa sera può avere, con una vittoria della GSA, un rilancio importante e anche concretizzare quelle aspirazioni e quel campionato che ci auguriamo possa fare appunto l'Apu in questa tornata. Lo abbiamo detto, GSA contro Costaldi Montichiari è il big match di questa giornata. È bello anche vedere che tanta gente sta riempiendo il Benedetti, rimesso nuovo dall'Apu e dalla GSA del presidente Pedone. Difatti io sono un convinto assertore dell'esperimento Apo GSA Comune di Udine, fatto tra l'altro sull'entusiasmo personale del presidente Pedone, ma anche sulla concretezza di un imprenditore che ovviamente sta gestendo questo impianto nei termini di un rapporto corretto tra un utilizzo pubblico, quello che è dovuto, e una iniziativa privata legata all'attività della pallacanestro, ma a tutta un'altra serie di attività che possono essere svolte in un contenitore come questo, che è rimesso un attimo con una mano di vernice fresca importante. È un contenitore che è situato nel centro della città e che può dare quindi una dimensione allo sport nella città di nuovo come dimensione centrale, quindi credo che sia un esperimento importante, un'esperienza a cui va guardato con molto interesse. Anche perché vedere la partita dall'alto, da questa tribuna del Marangoni, con una poltroncina su sedere non è male, vero? Beh, non è male, difatti ho detto, non è solo una mano di vernice fresca, è una dotazione dell'impianto che ovviamente consente anche una visione più propria
dell'elite in cui ci possiamo trovare, che può rappresentare questo impianto. Talismano Jacopo anche questa sera, vero? Non ho sentito. Talismano Jacopo dico, no? Lei quando è sempre venuto con i Benedetti la GSA ha sempre vinto. Sì, beh, mi auguro. Certamente non portando bene all'Udinese, spero di portare bene alla GSA. Grazie Presidente, buona partita. Sì, grazie. Max Fontanini e Giambosio per il big match della quinta giornata d'andata di Divisione Nazionale B, Apo GSA Udine contro Contadi Castaldi Montichiari. Abbiamo intervistato nel pre-partita sia il presidente dell'Apo GSA Alessandro Pedone sia il presidente del Consiglio regionale Franco Jacob. Salutiamo anche Tommaso, che è uno degli attori protagonisti, no, della mano di vernice, di tutte le novità all'interno del Palasport Benedetti a cui hanno fatto riferimento sia Pedone sia Jacob. Gian, tu che studi tanto durante la settimana le squadre avversarie, chi è il giocatore chiave di Montichiari o chi potrebbe fare la differenza questa sera, se si parla solamente di un singolo giocatore? Buonasera a tutti, buonasera a te Max. Prima di parlare di Montichiari però permettimi una parola sul Palasport. Incredibile, veramente come arrivi qua il Benedetti in centro a Udine, ti pare di essere in un palazzetto della Serie A, come organizzazione, come strutturazione del palazzetto. Incredibile lo che ha fatto il presidente, il suo staff, come hai detto tu, il buon Tommaso. Schermi da tutte le parti che mostrano FVG Sport Channel, mostrano Sky Sport, veramente sta creando un polo. E anche come si può vedere e sentire, il palazzetto è anche sempre più pieno, vuol dire che la città crede nella bontà di questo progetto. Beh, come hai detto tu, io studio parecchio sì le squadre durante la settimana avversaria, anche per essere pronto con te in cronaca quando sostituisco il coach Tuppi, che salutiamo, con quelli di Bruxelles per un impegno personale. Montichiari secondo me è tra le squadre favorite per il salto di categoria, è strutturata come una società come la nostra, professionistica. Basta vedere anche lo staff con cui è giunta qua la squadra della provincia di Brescia. Ci sono parecchi giocatori importanti. Uno su tutti secondo me è Andrea Scanzi, giocatore visto in Lega 2 con la maglia di Brescia, un autentico torello con le dovute proporzioni, molto simili ad Aradori come giocatore. È una guardia che sta segnando molto, 17 punti di media, è una guardia molto fisicata, è una guardia molto fisicata che secondo me porterà spesso in post basso i nostri esterni Piazza e Piani. Altro giocatore di valore, Stefano Pagliari, che è un lungo, cresciuto nella Müller Verona, con cui ho giocato 2 anni, a 2, 98, 99, 99, 2000, i cui playmaker erano Michael Iuzzolino e la guardia Luis Bullock, quindi un po' di esperienza l'ha fatta. Lui, se non sbaglio, è di Acona Mantova, come l'esterno Nuccini, che però oggi non è nei 12. È un giocatore che sotto le plance si farà sentire. Giocatore visto che sta giocando poco, però un under che mi piace alquanto, classe 94, Marco Tedogli. Abbiamo visto anche qua a Udine e a Cividale, finale nazionali under 19 con la maglia della Comark Bergamo. L'Etano ha fatto un buon campionato di B1 con Treviglio, quest'anno però sta facendo Pino, però è uno quando entra in campo le sue cose le fa. Come dimenticarsi il numero 41 Luca Conte, Serie A con Reggio Emilia, lui di Correggio, Serie A anche tanti anni con Trento, 2 anni e mezzo con Trento, poi è sceso a piano di sotto un po' per monetizzare, un po' per essere protagonista, però lui è un giocatore simile a Bellina, un giocatore un lungo che gioca fronte canestro dalla mano fattata, sicuramente pericolo pubblico numero 1, come d'altronde sono tantissimi giocatori di valore. Riccardo Perego, anche lui Serie A, anche lui tanti anni di A2 e B1, anche lui un Emiliano, un giocatore che può dar parecchio fastidio, li ho detti tutti. Anche Stefano Mascadri non è male, under. Appunto manca, l'hai detto, Accini, che è un giocatore che a Villafranca è stato mortifero 2 stagioni fa. Accini che aveva anche condannato la Falconstar a Monfalcone, te lo ricordi? Accini è quello che è stato l'ultimo secondo, l'ultima partita della storia della Falconstar, perché per me la Falconstar è morta quel giorno là. In DNB stiamo parlando sempre. Sì, l'ultima partita della catastrofica gestione De Pellegrini. Salutiamo anche il maestro Enrico Toma. E diamo la linea un attimo alla regia per qualche consiglio pubblicitario fra pochi istanti qui da Palasport Benedetti.
la qualità della miscela, le lavorazioni tradizionali, l'amore per il caffè, le conoscenze tecniche di una famiglia che ha radici nel passato. Nasce nel 1968 un'azienda di torrefazione che vi dà oggi la qualità di sempre. Demar Caffè, dal 1968. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Ben ritrovati dal Palasport Benedetti, Max Fontanini e Gian Bosio per Udine contro Montichiari, il big match della quinta d'andata di DNB. Queste le formazioni in campo per Udine: 4 Bianchini, 5 Drissa in piazza, 9 Mignussi, 12 Bellina, 13 Ughi, 14 Munini, 18 Vischi, 19 Principe, 20 Piani Andrea Paderni. Per Montichiari invece 4 Filattiera, 5 De Guzman, 6 Giovannelli, 9 Perego, 12 Pagliari, 13 Zanella, 14 Tedolli, 15 Mascadri, 16 Scanze, 41 Conte allena Simone Morandi. Arbitri della partita: Canasta di Solesino, provincia di Padova, il Furlan di Abano Terme, sempre provincia di Padova. Quintetti in campo per Udine: Piazza, Dri, Munini, Mignussi e Bellina. Per Montichiari invece Filattiera, Pagliari, Scanzi, Conte e Perego. Si può alzare la palla 2 fra qualche istante. La partita può cominciare, cintura lacetissime, buon match anche agli amici di FVG Sport Channel che ci seguono in diretta sia su digitale terrestre sia in streaming su fvgsportchannel.com. Scanzi attacca subito dal post basso, Dri sbaglia l'appoggio, il tap out di Dri, premia Filattiera subito da 3 punti, Filattiera la mette. 0 GSA, 3 Montichiari e c'è lo stesso Scanzi subito in difesa a tutto campo contro Andrea Piazza. Questa abbiamo visto due chiavi della partita in fase difensiva, ovvero cercare di limitare l'1 contro 1 di Scanzi, che è un piccolo torello, detto in presentazione, con due proporzioni molto simili, tanto illusione del canestro, molto simile ad Aradori, e stare attento anche il tiro sugli scarichi perché Montichiari da 3 la mette. Sbaglia Dri in attacco, Scanzi in palleggio, sfrutta pick and roll di Perego che non riceve perché c'è l'intercetto in difesa di Claudio Munini. Piazza con la Veronica in palleggio, si arresta sul linea del tiro libero, Dri aspetta arrivo dei rinforzi, Mignussi riceve il post basso, Nicola contro Perego, c'è il fallo di Perego, rimessa in attacco per la GSA. 9 minuti 5 secondi alla fine del primo quarto, il punteggio GSA 0, Contadi Castaldi 3. Per Perego il primo fallo. Rimessa in attacco per i bianconeri, riceve Mignussi, Piazza, serie di blocchi per liberare Claudio Munini che esce sul lato destro, a Ricciolo, Claudio nel cuore dell'area si arresta, sbaglia la conclusione, Mignussi l'esto rimbalzo, l'ultimo tocco però è suo perché Perego l'ha disturbato. Rimessa per Montichiari che conduce sempre sullo 0-3, 8 minuti 50 secondi alla fine del primo periodo. Filattiera in palleggio, Filattiera su di lui c'è Andrea Piazza, potrebbe essere una delle sfide nella sfida, poi anche Mignussi in difesa contro Conte. Munini si adopera contro Pagliari, Pagliari molto più fisico rispetto a Claudio, arriva per il raddoppio Andrea Piazza, manda fuori i giri lo stesso Pagliari, rimbalzo per la GSA. Piazza gioca a 2 con Bellina, no, gioca a 3 con Filiberto Dri che cerca di mettere la tripla, non la mette, la sbaglia, rimbalzo di Perego. Buon tiro questo di Udine, costruito molto bene, bravo Piazza a seguire Dri, sbaglia un tiro comodo, però la conclusione dell'azione è stata ottimale.
Perego fa saltare Bellina, appoggia con la mano sinistra il 5-0 per i suoi. Perego e Bellina che sono stati compagni di squadra Casal Pusterlengo in DNA. 8 minuti 2 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco, sempre 5-0 punteggio per Montichiari. Riccardo Mignusi attacca Perego per fargli commettere il secondo fallo personale. Mignusi sbaglia l'appoggio, viene lanciato in contropiede Pagliari. L'ultimo tocco di Bellina sul passaggio è destinato al numero 12 di Montichiari. Rimessa in attacco per la Contadi Castaldi, se ne incarica Filattiera. C'era un cambio difensivo, quello che aveva visto Mignusi contro Conte. Perego subito dalla ricezione insacca altri 2 punti per lui. 4 punti personali per Perego, sono 7 in totale per Montichiari che ha cominciato meglio la partita. Sicuramente molto bene in attacco. Perego già 4 punti filati, un po' dimenticato dalla difesa. Qua Mignusi fa bene ad attaccarlo, magari portare a casa un secondo fallo. Ecco i primi 2 punti della partita. Ricky Mignusi, gran canestro. Gran canestro, però non dovrebbe essere Ricchi a estrarre dal cilindro canestri del genere. Riccardo è anche letale dai tiri dal mezzo angolo, dopo magari una penetrazione non andata a buon fine di un esterno. Perego taglia verso il canestro, fronteggia il ferro, poi rincula contro Bellina. Il ribaltamento di lato è per Pagliari, ma anche lui mezza penetrazione. Bellina cerca di contenere Perego che sbaglia la conclusione. Mignusi svita una lampadina. 2-7 per Montichiari. Andrà Piazza dall'altra parte, palleggio resta e tiro, sbaglia il primo ferro, si lotta al rimbalzo. La palla arriva nelle mani di Filiberto, di nuovo possesso in attacco per la GSA. Claudio Munini torna verso Phil, Bellina fronteggia il canestro, poi mette la palla per terra, batte Perego, c'è il fallo di Perego e il secondo. 2 tiri liberi in arrivo per Federico Bellina, pronto sul cubo dei cambi per Montichiari, numero 13 Zanella. Lo ripetiamo, 2 falli personali per Ricky Perego. Cosa buona questa per noi, per Udine, questo è il secondo fallo di Perego, perché è iniziata la partita molto bene, 4 punti filati, sempre vivo in attacco, ha messo un po' in difficoltà Bellina, però Bellina ha restituito pane e vino il vino, pronto a fare il secondo fallo, facendo accomodare in panchina il forte giocatore ex Casal Pusterlengo. Fede Bellina converte il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Altra opportunità in arrivo per Bellina, veramente 2 su 2, 4 Udine, 7 Montichiari. Un saluto anche a coach Luca Salvio che ci segue in diretta, lui che allena gli under 15 d'eccellenza del basket Feletto, che hanno battuto la Climaterm Cervignano ieri in campionato. Conte accetta cambio difensivo Mignusi, 7 secondi su 24 per Montichiari. Conte è troppo facile, Bellina non si è staccato dal lato debole e Conte ha convertito. Tutto troppo facile, sia la difesa di Mignusi, quella titato, un palleggiato fino al ferro Conte, soprattutto è mancato l'aiuto difensivo. Filiberto Dri per Bellina, arriva a ricevere il pallone Piazza, pick roll centrale per lui, portato da Mignusi, bel gioco a 2 che viene completato da Ricky Mignusi. Azione da Showtime, da top 5 di FVG Sport Channel in collaborazione con Messaggero Veneto. From Stockton to Malone sembrava quasi questa, grande palla di Piazza, questo bravissimo Mignusi a dettare il passaggio con taglio flash dentro l'area di 3 secondi. Filattiera si protegge con il pallone, scaraventandolo per così dire contro la pancia di Piazza e per fargli perdere l'attimo di un'ipotetica stoppata playmaker udinese. 6-11 il punteggio per gli ospiti, 5 minuti 29 secondi alla fine del primo quarto. È libero Bellina, si prende la tripla, sbaglia il secondo ferro. Munini recupera il rimbalzo in attacco, c'è l'infrazione di passi per Munini che cerca di spiegarsi con l'arbitro Furlan, il quale gli dice hai commesso infrazione di passi in partenza quando hai messo per terra il pallone. Onestamente non ho visto, però lì è un discorso errore di Munini, perché prende il rimbalzo, devi andare su forte, non devi mettere giù il pallone. Se mette giù il pallone per trovare la potenza e l'inerzia per andare il tiro, perdi quel nanosecondo e o commenti i passi o ti prendi la stoppata. Bellina si arresta, ribalta al lato per Filiberto Dri. Phil batte la prima linea, va fino al capolinea, sbaglia, gli è mancato l'appoggio. Filattiera dall'altra parte, Munini commette fallo tattico saggiamente per interrompere la transizione offensiva della Contadi Castaldi. Chiamata in moto coach Andrea Paderni. Il punteggio GSA 6, Contadi Castaldi 11, 4 minuti 51 secondi alla fine del primo periodo. A Giambosio i tabellini aggiornati.
Nei 6 di Udine, 4 Miniussi e 2 Bellina. Negli 11 di Montichiari, 5 di Filattiera, 4 di Perego, 2 di Conte, ancora secco il grande Spauracchio Scanzi. Ma che dire, partita benissimo Montichiari, 7-0 di parziale, poi 6-4 per noi, però secondo me a canestro ancora abbiamo qualche problemino nel trovare continuità di azione, abbiamo segnato su tiri sporchi, però 6-11 per come si sono messe cose iniziali non più un malaccio come punteggio. Anche no, sinceramente pensavo a un impatto più devastante di Montichiari. La prima buona notizia è che Perego ha già 2 falli personali nelle file dei Lombardi. È ovvio che, l'ho già detto, mancano i punti degli esterni della GSA e quindi può migliorare Udine. Sì, sicuro, mancano i punti di Dri. Ha preso un buon tiro da 3 punti, un tiro che è andato fuori non di tanto, era un buon tiro costruito, gli manca un po' di fiducia come si è visto anche in quella penetrazione sbagliata. Squadra in campo. Conte il consegnato per Scanzi, Scanzi va fino in fondo indisturbato, converte altri 2 punti e monta ancora la pressione a tutto campo addosso ad Andrea Piazza, che viene fatto faticare un po'. Piazza bravo e Ludo andare fino in fondo, torno sull'azione di prima, non si può far circumnavigare 3 secondi a Scanzi, non è Magellano che dopo il capo di Buona Speranza bisogna fare un scivolamento in più e aiutare in difesa. Bellina cerca di rubare la palla a Montichiari assieme a Munini, non ci riesce, viene ribaltato al lato, poi viene messo a ritmo Scanzi che insacca la tripla. Conte poteva alzarsi lui da 3 punti, non l'ha fatto, extra pass vincente e Montichiari a più 8, 8 Udine, 16 contati Castaldi, 3 minuti 57 secondi alla fine del primo quarto. È pronto Michele Vischi sul cubo dei cambi dei friulani. Dri esce dai blocchi, riceve un po' spasso contro Filattiera, Dri trova Miniussi che si alza da 3 punti, Ricchi Miniussi non va a primo ferro, rimbalza Montichiari, rottura un po' prolungata per Udine uscendo dal time out. Conte batte Munini, l'extra pass è per Filiberto Dri che non tiene ritmo alto, non va dall'altra parte per cercare di fare in modo che la GSA sia in sovrannumero, poi alza la Miniussi per Munini e Udine a -6. Gran palla di Ricchi per il capitano, sto bravo in aria a galleggiare e a trovare l'appoggio. Bisogna difendere un po' più forte perché sia Conte sia Scanzi riescono sempre a battere l'uomo in palleggio. Conte contro Munini, 6 secondi su 24 per Montichiari. Claudio deve tenere Conte, Claudio resta molto bene contro di lui, poi Conte estrae la tripla di tabella senza dichiarazione aggiuntiva che vale pur sempre 3 punti, più 9 Montichiari, 10-19, 2 minuti 50 secondi alla fine del primo periodo. Chiedi scusa almeno il pubblico, brutta questa tripla di tabella cadendolo indietro da 7 metri, grande difesa di Klaus, sono quelle azioni che ti abbattono. Dri palleggia questo tiro, non va a segno, poi Munini è molto lesto, rimbalza in attacco, lo recupera e converte il -7, Dri deraglia, commette fallo, ma ci sta, è il terzo fallo di squadra per la GSA, uscirà Dri al suo posto Michele Vischi. È importante che anche Phil dimostri con un episodio di essere dentro la partita. Sì, hai detto bene, Dri adesso va in panchina e entra Vischi, c'è bisogno di Phil soprattutto nella fase offensiva del gioco, c'è bisogno dei suoi punti. Ottima scelta di coach Padella mettere in campo Vischi. Vischi è un fighter, è il suo guerriero, è il nostro guerriero, c'è bisogno appunto di una difesa sporca, magari anche di un colpo duro sportivamente parlando, c'è bisogno di combattenti nelle 3 secondi. 2 minuti 35 secondi alla fine del primo quarto, 21 secondi su 24 per Montichiari, Filattiera per Conte che si alza subito dai blocchi, sbaglia il secondo ferro, rimbalza per Andrea Piazza che lancia subito dall'altra parte Claudio Munini mantiene vivo il possesso, Klaus, mano destra, segno, il capitano Codio vado dall'architetto, -5 per la GSA, 14-19, 2 minuti e 15 alla fine della prima frazione di gioco. Filattiera in palleggio, lo show difensivo di Bellina, Filattiera per Scanzi, palleggio resta e tiro, Scanzi, l'errore è una sorta di airball, Munini il consegnato per Andrea Piazza, l'architetto in palleggio, il pick and roll portato da Bellina, Piazza, spazio, Piazza con la magia, l'architetto, la finta del passaggio e 2 punti incorporati.
magata dell'architetto che tira fuori il cosiddetto coniglio dal cilindro, gran canestro con finta di passaggio, ma grande prima anche il passaggio per Klaus Molini, 6 punti filati, un passaggio degno di Peyton Manning, quarterback dei New York Giants. Pagliari sbaglia, recupera rimbalzo Visca, andrà a Piazza in palleggio, Morandi ha spedito Giovanelli sul cubo dei cambi per i suoi, ancora Piazza, gioca 2 con Bellina, Piazza, palleggio, resto e tiro, non va, è sfortunato, Zanella recupera il rimbalzo, Udine non è ancora riuscita a mettere il ritmo, Bellina sul pick and pop, Filatiera da dietro, la smanacciata fallosa di Bellina, è il terzo fallo di squadra per Udine adesso, Luciano Freschi la mano più lesta e più veloce del West. Tu quando cerchi di scorgere qualche dato numerico al tabellone non riesci mai a fregare Luciano Freschi perché ti frega lui. Doppio cambio udinese, fuori Bellina e fuori Piazza, anzi fuori Muniussi, entrano Principe e Piani, vediamo chi esce, esce Monini. Riordiniamo le idee, quintetto udinese formato da Piazza, Piani, Vischi, Mignucci e Principe. Dall'altra parte per Montichiari, Giovannelli, Filattiera, Scanzi, Zanella e Conte. Doppio playmaker sì per AGSA, Zanella per Filattiera, Conte riceve contro Vischi, 7 secondi alla fine dei 24, Vischi mantiene il contatto, Conte poi cadendo all'indietro e sta dal cilindro, un canestro di assoluto valore. Ma lui è un giocatore di valore, è un giocatore della Serie A, è sceso un po' per monetizzare, un po' per essere protagonista in questa categoria, però non si discute Conte come giocatore. Quintetti simili, doppi playmaker da ambo le parti, vedremo chi avrà la meglio. Piazza qua, qui pro quo con Miniussi. Zanella con il fallo di Matteo Piani, Zanella lunetta con 2 tiri liberi. 38 secondi, 42 centesimi alla fine del primo quarto, 16 Udine, 21 Montichiari. Udine dovrebbe essere arrivata in bonus se non andiamo errati. 2 tiri liberi per Zanella in arrivo. Luciano Freschi non ha aggiornato il tabellone del Benedetti, stavolta l'abbiamo fregato noi. Ora lo fa Zanella dalla linea della carità, sbaglia il primo, buon fallo quello di Matteo Piani che ha impedito 2 punti facili al lungo di Montichiari. Già presto sul rettangolo di gioco per i problemi di falli di Perego, Zanella 0 su 2, rimbalzo di Mattias Principe, Giovanelli è uno specialista difensivo, era a Monticelli nella scorsa stagione assieme a coach Morandi, nell'anno della promozione della formazione lombarda, che poi ha chiuso Baracca e Burattini. Principe per Matteo Piani, quasi frazione di passa per Piani, ancora Matteo con Mattias Principe, Piani, palleggio resto e tiro, solo Cotone, Matteo Piani, 12 secondi alla fine del primo quarto, meno 3 per Udine, 18 a 21, Udine non deve far fallo perché è in bonus, Filattiera nell'angolo per Giovanelli che commette infrazione di campo perché è calpestato alla linea laterale, 5 secondi, 38 centesimi alla fine del primo periodo. Cambio per Udine, fuori Vischi, dentro Bellina. Paderni scaraventa Principe a fare la rimessa giustamente, ha inserito Bellina per avere un altro tiratore sul parquet, 5 secondi, 38 centesimi alla fine per la GSA per concludere il primo quarto di gioco. Palla in campo a Miniussi, Piazza 4-3, Andrea va, l'architetto a segno, finisce qui il primo quarto di gioco, Udine -1, 21 Montichiari, 20 GSA. Mancavano i punti degli esterni, sono arrivati e Udine lì. Io onestamente forse lo chiamerei il mago più che l'architetto, ha fatto 4 magie veramente incredibili, veramente da giocatore di categoria superiore. Piazza, in un momento di difficoltà dei nostri esterni, con Dri che ha faticato a trovare il canestro, ha avuto fuori tutto il suo talento. Prima ha innescato Klaus Monini con 3 passaggi degni di nota, poi veramente si è messo in proprio, anche qui in 5 secondi si è fatto tutto il campo, veramente tanto di cappello. Siamo in partita 20 a 21, grande GSA Udine secondo me, Max.
Bisogna sempre capire se ci sono più meriti per i padroni di casa o più demeriti degli avversari. È ovvio che senza Gioe Zacchetti, senza Riccardo Truccolo, Udine -1 contro Montichiari è per ora un buon segnale. Giambosi, tabellina aggiornati alla fine del primo periodo. Sì, nei 20 punti di Udine 6 di Piazza con solo assist di Sento, onestamente sono almeno 4 gli assist di Piazza, 4 di Miussi, 2 di Bellina, 6 di Munini, 2 di Piani. Vedete nei 21 di Montichiari, 5 di Filattiera che ha segnato 5 punti ma in attacco, in difesa non ha visto Piazza, infatti anche per quello ha messo in campo Giovanelli, coach Morandi. Chiudono i tabellini, 4 punti di Perego in panchina subito con 2 falli, i 5 punti di Scanzi e i 7 di Conte che onestamente sta giocando molto bene ed è anche parecchio difficile da tenere sul primo palleggio. La qualità della miscela, le lavorazioni tradizionali, l'amore per il caffè, le conoscenze tecniche di una famiglia che ha radici nel passato. Nasce nel 1968 un'azienda di torrefazione che vi dà oggi la qualità di sempre. Demar Caffè, dal 1968. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Senato il fallo di Scanzi contro lo stesso Fede. Quintetto basso, diciamo così, per Montichiari, mentre Udine gioca sempre con 3 piccoli e 2 lunghi. Filiberto Dri si incarica della rimessa dal lato corto in fase offensiva. Phil allo scadere 5 secondi trova Bellina. Forse c'era un altro fallo di Scanzi non visto dall'arbitro Furlan. 9 secondi su 24 per AGSA, cade Conte, Dri per Bellina, palla persa per Udine, Scanzi dall'altra parte in contropiede, Scanzi segna, subisce il fallo, Andronetto con tiro libero supplementare. Se Furlan ha fischiato fallo, allora sarebbe dovuto essere anche fallo antisportivo. Non per parlare male degli arbitri, perché ci guardano, si sa, gli arbitri sono una categoria quanto per manosetta, ma senza... No, sto parlando a termini di regolamento, perché si parla... Quello che stavo per dire io, secondo me questo non era fallo. Piani ha fatto di tutto per disturbare, ma per non toccare Scanzi. L'arbitro l'ha fischiato, insomma poteva anche non starci, però dopo una polemica, perché come detto, ci guardano e senza offendere, che sono un po' permalosetti, ma ci sta, anche io sono un po' permalosetti. No, senza offesa, il problema è questo, che nel regolamento del basket, mentre Bellina sacca alla tripla... Grazie a Ray per le statistiche. Dicevo, nel regolamento cestistico è sbagliato che ci sia la norma che se un giocatore fa un fallo da ultimo uomo sia antisportivo. Non siamo a calcio. Sì, se no è anche rigore. Attacco per Montichiari.
Conte trova Giovannelli, l'extra pass per Scanzi anche a Zanella che sbaglia con la mano sinistra. Tocca per ultimo Giovannelli, rimessa GSA, fuori Conte, dentro Pagliari che deve togliersi la sopramaglia. 23-24 punteggio per Montichiari a 8 minuti e 56 secondi alla fine del primo tempo. Concentratissimo Pagliari, quindi sta entrando in campo con la sopramaglia. Sono quelle cose che se sono io il coach rompo una sedia così, a prescindere. A priori possesso per Udine per andare avanti per la prima volta nel match. Dri per Fede, l'architetto riceve in posizione centrale, piccolo alto parato da Principe che non riceve nell'angolo, Piani da 3 punti, non va, Principe svita la lampadina, Bellina gioca controllato, pronto Perego sul cubo dei cambi per Montichiari, forse per sostituire Zanella, l'architetto da 3 punti, sbaglia, c'è il fallo lontano dalla palla di Pagliari contro Bellina. Rimessa in attacco per Udine, Pagliari sul rettangolo di gioco al posto di Zanella. Se è così, fuori Zanella, dentro Perego. Forse ho frainteso Pagliari-Perego, mi scuso se dovesse averlo fatto. Pagliari ha commesso fallo, Perego è rientrato sul rettangolo di gioco. 16 secondi su 24 per la GSA, riceve in una posizione a metà tra esterna e interna Federico Bellina che cadendo all'indietro col semigancio destro sbaglia, Principe lotta al rimbalzo, Filattiera si stacca dal suo uomo che era Matteo Piani, recupera il rimbalzo, Giovannelli viene lanciato in contropiede, Giovannelli penetrazione, si schianta sul primo ferro, c'è il fallo di Perego, è il terzo ed è una buona notizia. Perego protesta un po' con gli arbitri, soprattutto con Canazza, fuori Perego, dentro Zanella, anche Morandi è un po' sconsolato, non si sa se con l'arbitro o col suo giocatore, più nella seconda ipotesi, secondo me. Dentro Ughi, fuori Andrea Piazza intanto, Ughi che agirà da guardia e Matteo Piani da playmaker. Il punteggio sempre Udine 23, Montichiari 24, 8 minuti 7 secondi alla fine del secondo quarto. Il consegnato tra Piani e Principe, serie di blocchi per liberare Filiberto Dri che rifornisce Mattias Principe, 7 secondi su 24 per Udine, Mattias alza il piede perno, secondo l'arbitro Furlan, palla persa per la GSA. Secondo me no, secondo me ha tenuto bene il perno, però ci può stare come fischio. Interessante questo quintetto perché Bamba Mughi è un giocatore che mi piace molto, vedremo come agirà da guardia insieme a Piani, che sono diciamo due combo guard. Filattiera per Pagliari, ribaltamento di lato verso Scanzi, Zanella in post basso contro Principe, Zanella sbaglia, rimbalzo di Federico Bellina. Udine sta spazzolando tutto quello che passa sotto i cristalli, soprattutto in fase difensiva, però ora è arrivato il momento di andare avanti. Filiberto Dri sulle linee di fondo, l'extra pass per Matteo Piani, Matteo trova direttamente in parterre l'amministratore delegato GM Davide Micalic, c'era stato il tocco da parte di Montichiari non visto dagli arbitri, anche dal linguaggio del corpo dei giocatori udinesi gli arbitri avrebbero potuto cancellare la loro decisione, così non hanno fatto. Possesso per la Contà di Castaldi, 7 minuti 10 secondi alla fine del secondo periodo. C'è un mismatch, Filattiera contro Ughi e Filattiera punisce il giocatore con la maglia numero 13 della GSA, Filattiera che è più alto rispetto a Ughi. 18-24, è ora di un aperitivo, è ora di Martini Dri. Giovannelli dall'altra parte aspetta l'arrivo dei rinforzi, Pagliari una tripla aperta, la mette in transizione a rimorchio, Pagliari è infallibile, Paderni è un bufalito con i suoi giocatori, più 6 per Montichiari, 23-29, 6 minuti 41 secondi alla fine del primo tempo. I tabellini, Gian. Sì, per Udine 6 Piazza, 4 Minussi, 2 Bellina, 6 Munini, 2 Piani per Montichiari, 7 Filattiera, 4 Perego, 7 Scanzi, 7 Conte, 3 Pagliari. Ti interpretano anche l'arrabbiatura di Paderni, arrabbiatissimo con i suoi per questa tripla rimorchio di Pagliari. Ritorno difensivo, transizione difensiva da rivedere.
problema è che anche cerchi di allungare rotazioni con Vischi, che è un guerriero, prende subito un canestro da Conte, è difficile da marcare, poi metti in campo Bam Bam Ughi, prendi una tripla così da Pagliari, introduzione difensiva, con la squadra che sembra inerme, quando invece è un quintetto da sbarco con Piani, Dri, Ughi, Principe, Bellina, e con questi andrei in guerra. Mi sembrano un po' troppo morbidini, però 23-29, 2 possessi non sono niente nella pallacanestro. L'arbitro Canazza si lamenta nei confronti del vice allenatore di Montichiari dicendogli non può alzarsi. C'è un cambio per la GSA, fuori Ughi, dentro piazza. Il vice coach Lombardo si era alzato per impartire qualche direttiva ai giocatori di Montichiari sul rettangolo di gioco. L'arbitro Canazza ha detto il vice non si può alzare, a norma di regolamento ci sta. Attacco per Udine, Matteo Piani per Mattias Principe che ribalta lato verso Filiberto Di, che deve ancora accendersi nel match, ma sappiamo che Filiberto Di si accende sempre nel terzo quarto. Matteo Piani sbaglia la tripla, il rimbalzo di Pagliari, Giovanelli prende l'apertura quasi a metà campo, Giovanelli va fino in fondo, poi riesce a scippargli il pallone piazza. Filiberto Dri riceve in transizione, aspetta a rimorchio Mattias Principe che gli porta a picchiare l'alto. Filiberto Dri nel cuore dell'area trova Matteo Piani che ha calpestato la linea laterale. Rimessa per Montichiari il punteggio. GSA 23, Udine, scusa, 23 appunto, Montichiari 29, 6 minuti 8 secondi alla fine del primo tempo. Dopo il cambio per Udine, fuori Piani, dentro Principe, poi entrano Munini e Ughi. L'errore di Piani è stato quello di non ribaltare subito, di non passare la palla all'esterno, di cercare Rogni e Sognina di fondo. Adesso vediamo questi cambi, scambiamo un po' l'inerzia, però c'è bisogno assolutamente di Dri. Filattiera mette il ritmo Scanzi che sbaglia la tripla, lottano il rimbalzo Bellina e Zanella, viene lanciato contropiede Dri, mano sinistra a segno Filiberto Dri, 2 punti per lui, dovrebbero essere i primi 2 e Phil passa da -3 di valutazione a -1. Deve giocare esattamente così Dri, cercare di giocare in contropiedi, di rubare questi punti, perché è marcato faccia a faccia da Scanzi, che è un cliente alquanto ostico. Per Scanzi, oltre ad essere un bel torello, è anche molto veloce di gambe. Dri, che diciamo più un penetratore, un tiratore sugli scarichi, sta soffrendo molto questa marcatura. Scanzi nel cuore dell'area contro Filiberto Dri, sbaglia il tap out di Bellina per lo stesso Filiberto. Dri non tiene ritmo alto, Giovanelli subisce il fallo da parte di Filiberto Dri. Cambio per Montichiari, fuori Filattiera, dentro Conte. Il pubblico dinese rumoreggia nei confronti dell'arbitro Canazza. Pronto Riccardo Mignuzzi sul cubo dei cambi per la GSA che rincorre a -4. 25-29, 5 minuti 15 secondi alla fine del primo tempo. Conte contro Ughi, esce dai blocchi Scanzi e riceve 8 secondi su 24 per Montichiari. Scanzi con la Veronica in palleggio contro Munini, depone l'ovetto, no, sbaglia, Zanella recupera il rimbalzo e segna 2 punti facili, più 6 per Raccontati e Castaldi. 25-31, 4 minuti 50 secondi alla fine del primo tempo. Munini ribalta al lato per Ughi, Federico Bellina taglia davanti a Zanella, ancora Fede, rincula contro Zanella, Fede mantiene il controllo del corpo, anche del pallone, e Fede Bellina segna 2 punti di classe pura. -4 per Udine, 27-31, 4 minuti e 30 secondi alla fine del secondo periodo. Per Bellina sensibilità di poi Pastrelli da violoncellista, bravissimo a mantenere il possesso e trovare questa specie di finger roll, il canestro del -4. Scanzi 5 secondi sui 24 per Montichiari da 3 punti, a segno Scanzi contro Filiberto Dri. Scanzi è infallibile, almeno in questo primo tempo. C'è da niente questa categoria Scanzi, giocatore veramente forte sia in attacco sia in difesa. Mismatch di Munini che cerca di punire Zanella con la tripla. Claudio Munini 3, Scanzi 3,
-4 per Udine, 3 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo. In post basso Conte contro Ughi, si stacca Bellina o perlomeno fa finta. Conte per Zanella, sbaglia Zanella da sotto misura. Conte è riuscito ad attirare a sé 2 difensori. Bellina, palla per terra, Bellina in penetrazione, non segna perché ha avuto la mancanza di spinta sull'ultimo passo. Ci saranno comunque 2 tiri liberi per Fede Bellina. Per Giovanelli dovrebbe essere il primo fallo personale. Cambio Udine, fuori Ughi, dentro Mignussi. Rialza il quintetto coach Paderni. 3 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. Fede Bellina e Lunetta con 2 tiri liberi. Bellina che però ha ancora un ottimo primo passo in palleggio, molto bravo a mettere giù il pallone, muovere le gambe. Un giocatore che ha fatto una discreta carriera, è cresciuto nella dinamica Gorizia, qualche presenza anche in Serie 2, poi un giro vagare per l'Italia. È stato uno di quelli che ha svezzato il giovanissimo Danilo Gallinari a Casal Pusterlengo, quando Danilo era, no, a Pavia, scusa, in A2, quando Danilo era solo che una promessa, faceva però 20 punti in Serie A all'esordio. Conte deraglia, Filiberto Dri in attacco fino in fondo. -1 per AGSA, a cui finora è sempre mancato l'ultimo passo, quello che le avrebbe permesso di andare avanti per la prima volta. Piazza recupera il pallone, è un 3 contro 2 per AGSA. Piazza dietro la schiena, sbaglia però. Giovanelli era fuori dal campo, rimessa per Udine. Chiamata in moto coach Morandi. Piazza era riuscito ad eludere l'intervento di Giovanelli facendo passare il pallone intorno alla pancia, dietro la schiena. -1 per AGSA, che poi dopo il time out avrà dalla sua la rimessa in attacco quando mancano 2 minuti e 57 secondi alla fine dei primi 20 minuti di gioco. Time out ingenuo, questo chiamato da Morandi, e così permette di organizzare la rimessa sotto canestro a Paderni. Avrei rifiutato immediatamente. Tono sul movimento di Piazza, sta facendo una grandissima partita anche in difesa. Lei storbare il pallone, lanciarsi contropiede, poi un movimento dietro la schiena alla Pistol Pit Maravic, un movimento che veramente si vedeva una vita fa, però un movimento che, se fatto bene, è alquanto efficace, perché quella storia, quella sorta di vedo non vedo, vedo e non vedo, che ti sbilancia il difensore. Ha avuto un po' di sfortuna a non trovare il canestro, però rimessa in attacco per Udine, che ha un possesso del pelo specifico non quantificabile, perché dopo un avvio shock i ragazzi di coach Paderni possono tornare in avanti nel punteggio. La rimessa sarà nelle mani di Phil I Dream Dre. Vedremo cosa ha disegnato il buon Paderni, o anche Phil The Dream Dre, studieremo un po' il soprannome. The Dre Time nel terzo quarto, vedrai. Piazza in palleggio, esce Filiberto Dri che non riesce a mantenere vivo il possesso. Conte, palla in campo a Scanzi su cui commette fallo Claudio Monini. Udine non ha mai capitalizzato le 3 opportunità che ha avuto per andare avanti, e non è una bella cosa. No, non è assolutamente una bella cosa, anche perché c'è il minuto di sospensione per disegnare uno schema, invece non è venuto fuori nulla di buono. Brutta palla per Dri che è scivolata. Poi Claudio ha fatto il secondo fallo, se non sbaglio. Adesso mette in campo il soldato Vischi, però adesso abbiamo bisogno di un po' di cattiveria del soldato. 2 minuti e 44 secondi alla fine del primo tempo. In attacco Montichiari, Pagliari da oltre l'arco del 6,75, post alto Zanella, si prende il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo è di Scanzi, su cui ha commesso fallo Vischi, che ha fatto taglia fuori. Rimessa in attacco per Montichiari, non protesta Vischi che è un giovanissimo, protesta Federico Bellina per lui. Palla in campo a Zanella, Pagliari ribalta lato per Scanzi, Federico Bellina davanti a Zanella, su cui pende ora il fallo in attacco, sanzionato dall'arbitro Canazza. Zanella aveva cercato di prendere una posizione davanti a Federico Bellina, ma non ci è riuscito, ha messo il gomito sulla schiena di Fede e l'arbitro Canazza l'ha visto. Altra chance per Udine per andare avanti.
33 GSA, 34 Montichiari. 2 minuti 15 secondi alla fine del primo tempo. Riccardo Mignussi interrompe il palleggio, l'Architetto gioca il pick and roll con Bellina, l'Architetto sbaglia, sfortunato, in and out. Udine si è lasciata sfuggire un'altra opportunità per andare avanti per la prima volta nel match. Giovannelli per Conte, su di lui c'è Filiberto Dri, Conte si prende la tripla non dal palleggio, da fermo e la mette. Più 4 per Montichiari, 33-37, 1 minuto 45 secondi alla fine del secondo periodo. Il consegnato per Andrea Piazza, blocco tandem per Filiberto Dri che riceve in punta, altro blocco tandem per Vischi che non riceve, Dri gioca 2 con Bellina, Filiberto Dri si prende il tiro dal palleggio da 3 punti, lo sbaglia Primo Ferro per 2 volte, poi rimbalzo di Conte. 1 minuto 23 secondi alla fine del primo tempo, ancora Conte per Bellina, poi l'ultimo tocco è sempre del giocatore friulano, rimessa in attacco per Montichiari con 17 secondi sul cronometro dei 24, 1 minuto e 19 secondi alla fine del primo tempo. Si incarica Giovannelli, palla in campo a Pagliari contro Riccardo Mignussi che cerca di cacciargli il pallone, si stacca Piazza, lascia libero Giovannelli che si prende la tripla e la mette. Lui che solitamente non è un tiratore, però Montichiari mette la freccia di nuovo, più 7. 33-40, siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo. In punta Bellina, ribalta lato per Filiberto Dri, arriva l'Architetto, pick and roll portato da Riccardo Mignussi, si torna verso il lato sinistro da Filiberto Dri che fattura il fallo di Luca Conte. Dri andrà in lunetta con 2 tiri liberi perché Montichiari come Udine in bonus. 52 secondi 15 centesimi alla fine del primo tempo. GSA 33, Montichiari 40. Sì, Montichiari è una squadra che tira molto bene da 3 punti, 9 su 14 un Spinbergo l'altra settimana. Certo è che se segna anche il Caceres dei poveri, ovvero Giovannelli, che non è un gran tiratore, si mette molto male la vicenda. La tripla di Conte prima è stata una tripla di puro talento in faccia a Dri. Certo è che però bisogna accoppiarsi un attimino prima in difesa. Dri 2 su 2, 35-40, meno 5 per la GSA che ora difende a 47 secondi dalla fine del primo tempo. Serie di cambi difensivi dopo ogni blocco per la GSA. Scanzi contro Vischi sulla linea di fondo, Giovannelli altro giro, altra corsa da 3 punti, la mette Giovannelli che durante l'estate sembra aver migliorato nella conclusione dell'oltrelargo del 6,75, più 8 per la Conta di Castaldi, 35-43, Udine non potrà andare fino in fondo, c'è una discrepanza di 8 secondi tra cronometro della parità, cronometro del 24, Filiberto Dri per Federico Bellina, subito da 3 punti, Fede sbaglia il secondo ferro, saltano rimbalzo Piazza e Vischi, però recupera il pallone Zanella che lancia Scansi contropiede, l'assist per Conte, sbaglia Conte, c'è il tappin vincente di Zanella, 3 secondi alla fine del primo tempo, Dri deve alzarsi da 3 punti, Dri da 3, Dri non va, secondo ferro, finisce qui il primo tempo il punteggio. GSA 35, Montichiari 43, ci sono 9 punti per Monini da una parte, 11 per Scanzi dall'altra. Gian, rapidamente che cosa deve fare Udine nel secondo tempo per raddrizzare la contesa? Senza sapere né leggere né scrivere, deve assolutamente essere più concentrata in fase difensiva. Siamo 34-33 per loro, 2 piccole sottigliezze, prendiamo un parziale sotto di 10. La linea legge, risultati di calcio di Max Radin, a risentirsi fra circa 9 minuti per il secondo tempo di Udine contro Montichiari. La qualità della miscela, le lavorazioni tradizionali, l'amore per il caffè, le conoscenze tecniche di una famiglia che ha radici nel passato. Nasce nel 1968 un'azienda di torrefazione che vi dà oggi la qualità di sempre.
Demar Caffè, dal 1968. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Montichiari, Conte fa saltare Claudio Munini, accetta il cambio difensivo Bellina, 8 secondi alla fine dei 24 per la contata di Castaldi. Conte sbaglia l'appoggio con la mano sinistra. Montichiari che nel primo tempo, caro Gian, di squadra tirato con 8 su 9 da 3 punti. Sì, infatti, bravo Max. Da sotto aspetto parecchi tiri, poi da 3, pur giocando fuori casa, 8 su 9. Statistica importante, mentre noi 2 su 10, solo il 20%, altra magia di piazza. Le statistiche non dicono tutto, ma in questo caso dicono tanto. 37-45 per Montichiari, 9 minuti 8 secondi alla fine del terzo quarto, infrazioni di passi in partenza di Conte che ha fatto un saltello prima di mettere la palla per terra. Lo staff tecnico di casa protesta un po' con gli arbitri, lo staff tecnico, scusate, ospite, protesta un po' con la coppia arbitrale. 9 minuti esatti alla fine della terza frazione, meno 8 per Gesacchi in attacco. Piazza perde il pallone, recupero di Pagliari. Scanzi con la tripla la mette, anzi da 2 perché il laccio della scarpa era sull'arco dei 6,75. Più 10 sempre per Montichiari che ha aggiornato il suo massimo vantaggio e soprattutto bissato. Sì, se no 9 su 10 da 3, 90%, Madonna, non sbaglia mai. Sbaglia Mignusi, Piazza recupera, rimbalza in attacco. È importante che Udine non lasci scappare via gli avversari. Filiberto Dri, piccolo l'alto portatogli da Federico Bellina. Dri, l'assist per Mignusi che segna. Forse aveva anche subito il fallo. Comunque Udine a meno 8, 39-47. Serve difesa come predica coach Andrea Paderni in panchina. Assolutamente, si vince questa partita in fase difensiva, sporcando i palloni, non concedendo tiri facili, non facendosi battere così facilmente come è stato battuto Bellina da Zanella. Scelta difensiva di Montichiari che terna la difesa su Piazza. Un'azione va a Filattiera, un'azione va Conte che ha gambe per tenere il playmaker per stancarlo. Andrà Piazza in palleggio, poi Mignusi segue, resta lì il pallone, 4 secondi alla fine dei 24, Piazza deve tirare, Piazza, Alex Apesse per Bellina, scadono i 24 secondi, sempre più 10 per Montichiari, 39-49, 7 minuti, 34 secondi alla fine della terza frazione. Filattiera in palleggio, Filattiera che è un metronomo per la sua squadra, solo 7 punti ma 13 di valutazione, con 3 su 3 dal campo. Scanzi premia l'uscita dei blocchi di Conte che viene stoppato da Munini, Zanella deraglia però subisce il fallo di Bellina e Zanella andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Peccato perché Munini si era adoperato in difesa, è riuscito a stoppare Conte. Cambio per la GSA, fuori Mignusi, dentro Piani, quindi Udine abbassa il quintetto, cerca di metterla sulla velocità e sul cambio di ritmo coach Andrea Paderni. Ricordiamo il punteggio, GSA 39,
Montichiari 49, 7 minuti e 15 secondi alla fine del terzo quarto, mentre Zanella e Lunetta ha segnato il primo tiro libero. Mancano i dettagli, qua grande difesa di Munini che ha stoppato Conte, partito subito di contropiede, quella palla andava recuperata, invece siamo un po' addormentati. 2 su 2 liberi, meno 12, nuovo massimo vantaggio per Montichiari. Federico Bellina fronteggia il canestro, doppio blocco per liberare Fede in post basso e riceve contro Zanella. Federico rincula, Bellina segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Udine in attacco c'è, per ora sta mancando in difesa. Sì, esatto, manca la difesa, mancano i dettagli in difesa, come detto pochi secondi or sono, sulla stoppata di Bonini è mancato il recupero di Bellina. Bellina però si fa subito perdonare da grande. Bravo, legge la situazione, a mettersi in proprio, portare a casa il canestro e farlo subito e segnare anche il tiro libero supplementare. Abbiamo bisogno di una giocata sporca in difesa, lo ripeto. Filattiera riceve il ribaltamento di lato da Pagliari che poi blocca per Conte. Scanzi sul lato sinistro, gioca 2 con Pagliari che si spazia, sbaglia la tripla. Piazza recupera il rimbalzo, subisce poi anche il fallo di Filattiera. Meno 9 per la GSA, 42-51, 6 minuti 37 secondi alla fine del terzo quarto. Serve, perché no, anche l'apporto del pubblico di casa per spingere la GSA alla vittoria. Bellina verso Claudio Munini. Filiberto Dri, palla un po' statica per la GSA, 10 secondi alla fine dei 24, Dri non attacca in 1 contro 1 Conte, rifornisce Bellina, Bellina ancora per Filiberto, da 3 punti da posizione centrale, sbaglia lungo, rimbalzo viene fatto preda da parte di Conte, Scanzi, arresto difficoltoso ma tutto regolare per gli arbitri. Conte contro Claudio Munini che accetta cambio difensivo, Pagliari trova Filattiera, ancora Pagliari, un mismatch in post basso tra Pagliari e Piazza. Pagliari segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Viene premiato l'attaccante nei confronti del difensore che aveva le mani protese verso l'alto in posizione retta. Più 11 per Montichiari, 42-53, 5 minuti e 55 secondi alla fine del terzo quarto. Secondo me il fallo era precedente all'azione di tiro, ovvero sul palleggio mentre stava rinculando il numero 12 di Montichiari. Quando ha tirato il tiro insomma era buono senza il fallo. Gioco da 3 punti che ci rimanda sotto di 12, ci rimanda nel girone dantesco dei dannati. Montichiari con le 2 mani sul manubrio, deve accendersi anche Filiberto Dri per permettere alla GSA di raddrizzare la partita. Filiberto Dri, palleggere se tiro, eccolo lì, benvenuto Filiberto Dri nel terzo quarto. Meno 10, 44-54, 5 minuti 29 secondi alla fine del terzo periodo. È lunga, manca tanto, tutto può succedere. Udine si deve accendere, Zanella taglia verso canestro, subisce il fallo di Matteo Piani, rotazione difensiva mancata per la GSA e Zanella Andrea Lunetta con 2 tiri liberi. Piani costretto a quel fallo, come hai detto tu, è saltato una rotazione difensiva, era solo il soletto. Zanella, 2 tiri liberi per lui. Interessante la staffetta difensiva che sta facendo in questo momento Montichiari su Piazza, si alternano in 3 in difesa su di lui, un'azione Filattiera, un'azione Conte, un'azione Scanzi. Zanella altro 0 su 2 dalla linea della carità, attacco per la GSA, è importante segnare. Matteo Piani contro Filattiera, andrà Piazza, premia l'uscita dei blocchi di Filiberto Dri, Fil contro Conte, Bellina gioca ancora con Filiberto, 6 secondi alla fine dei 24, Bellina, palla per terra, Bellina, in penetrazione segna Federico Bellina, meno 8 per la GSA che si deve subito copiare contro Conte che spara la tripla on airball. Scanzi ha calpestato la linea di fondo nel momento in cui aveva cercato di mantenere vivo il possesso. Meno 8, palla in mano per Udine, 4 minuti e 50 secondi alla fine del terzo periodo. Palla importantissima questa.
Mattias Principe sul cubo dei cambi, forse per sostituire Federico Bellina, vedremo che deve un po' riposare. Matteo Piani per Andrea Piazza, pick and pop, Bellina però viene subito difeso bene in anticipo da Scanzi, Piazza, crossover frontale, poi l'arresto del tiro non a destinazione. Attacco per Montichiari, Conte taglia davanti a Matteo Piani, Conte con la mano destra sbaglia, Zanella svita una lampada in attacco, Zanella commette infrazioni di passi. Nel momento in cui ha cercato di far toccare la palla per terra, cambio Udine, fuori Bellina, anzi no, fuori Dri, dentro Principe, rialza il quintetto coach Andrea Paderni, gettando sul rettangolo di gioco un fighter come Mattias Principe. Altra chance per Udine di riscendere oltre il -8. Andrea Piazza agisce da guardia, Piazza l'extra pass, non è per Matteo Piani, l'ultimo tocco un giocatore di Montichiari, ovvero Filattiera, rimessa per la GSA. Bravo Filattiera che si è accusato dell'ultimo tocco, cambio Montichiari, fuori Conte, dentro Giovannelli. Bravo Filattiera, lo ripetiamo. Eh sì, però attenzione adesso a Caceres che ci ha messo 2 triple brutte nel secondo quarto, che nel momento del -1 ci ha ricacciato a -7. Massima attenzione su lui, non bisogna rilassarsi e cerchiamo di far canestro. Matteo Piani in palleggio, 10 secondi alla fine dei 24, Piani ha perso l'attimo per alzarsi da 3 punti, l'assist per Mattias Principe che mantiene vivo il possesso, Udine deve tirare, 3 secondi alla fine dei 24, Piazza per Piani, Piani dall'angolo, allo scadere dei 24, secondo ferro, Bellina recupera l'imbalzo e segna il -6, secondo me c'era infrazione ma mi tengo stretto, non fischio, -6. Io mi tengo stretto la cattiveria, quindi Bellina a catturare, anzi ad arpionare come un cacciatore di granchi della Lasca questo rimbalzo, tramontarlo in canestro. E attenzione che adesso gli dei sono con noi con questo out di Scanzi. Perego pronto sul cubo dei cambi per Montichiari, Piazza, Alexa Pes per Piani, da Matteo Mettila, sbaglia Piani, Principe recupera il pallone, Piani, Mettila adesso Matteo, Piani da 3, -3 e il Maranga si accende. 3 minuti, 8 secondi alla fine del terzo quarto. E adesso il momento è buono, adesso bisogna sfruttare l'inerzia, siamo solo un possesso, fallo di Bellina su Filattieri, ci stava, Bellina in trance, come in trance anche Piani che si è preso la responsabilità di tirare subito un'altra tripla dopo il primo errore. Adesso Fede si accomoda in panchina, ha bisogno di una boccata d'ossigeno, 3 falli per lui, per il lungo di Gemona. Con in campo Ricchi che si accoppierà con Principe sotto canestro, quintetto da sbarco in Normandia, questo è il nostro. Ci vorrebbe qualcosetta anche da Munini che si sta spendendo molto in difesa, magari un 2 in 4 punti consecutivi per dimostrare che c'è anche lui in attacco. Piazza scivola contro Filattiera, poi resta vivo con il movimento di piedi contro Scanzi, su cui Mattias Principe accetta cambio difensivo. Scanzi, Mattias fa toccare il pallone che carambola nelle mani di Zanella, buona azione difensiva della GSA. Andrà Piazza in attacco, Piazza, l'architetto va fino in fondo, l'architetto sbaglia, Mignucci lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco è di Zanella, rimessa in attacco per la GSA. Canazza non aveva visto, ha cercato e trovato con la coda dell'occhio il collega Furlan che ha dato palla per Udine. 2 minuti 36 secondi alla fine del terzo periodo. La GSA ora non deve lasciarsi sfuggire l'opportunità o di andare a -1 o di impattare eventualmente con la tripla. Munini riceve molto distante dall'arco del 6,75, arriva Mattias Principe per il pick and roll, Munini da 3 punti, il capitano! 50 contro pari, Udine c'è, 2 minuti 16 secondi alla fine del terzo periodo. 3 parole, cuore di capitano. Attacco per Montichiari, ora il pubblico friulano deve farsi sentire. Zanella contro, scusate, Perego contro Mugnucci, spende un fallo Mugnucci contro Perego, ci sta. 2 tiri liberi per Perego che è invisibile in questo match. Problemi per falli per lui dopo un ottimo avvio costellato da 4 punti in trick e track. 2 minuti 3 secondi alla fine del terzo quarto, 54-54. Coppia di tiri liberi per Ricky Perego. Segna il primo Perego. Altra chance per lui. Ancora Perego, 5-4, 5-5, 5-4, 5-6 per Montichiari.
120 secondi allo scoccare del 30° minuto di gioco. Matteo Piani in palleggio, in punta Mignosi, ribalta verso Claudio Monini, arriva ancora Matteo Piani, piccherò l'alto portato da Mattias Principe, Mignosi a spazio, mette la palla per terra, attacca dal palleggio Perego, Mignosi, mano sinistra, sfortunato Ricky Mignosi. Dall'altra parte Filattiera, aspetta l'arrivo dei rinforzi, Perego gli porta un piccherò alto, accetta il cambio difensivo Mignosi, c'è un mismatch, Perego contro Piazza, si deve staccare Principe. Perego si prende il tiro cadendogli dietro, lo segna con molta fortuna, Paderni imbufalito, aveva chiesto a un suo lungo o Mignosi o Principe di andare a raddoppiare Perego. Dormita da parte dei due lunghi della GSA secondo il tecnico friulano. Andrà a Piazza, lui un mismatch ora contro Zanella, l'architetto per Mignosi, Ricchi da 3 punti, non va, è lungo, rimbalzo di Giovannelli. 1 minuto esatto alla fine del terzo quarto, più 4 per Montichiari. Ora Udine deve mantenere viva l'inerzia da parte propria, non deve consentire a Montichiari di andare o a più 6 o a più 7. Deve essere concentrata per non rivedere il film già visto nel secondo quarto, assolutamente difendere forte, non concedere facili canestri, anche se qua Perego ha stato 4 punti filati da gran giocatore con tanto di esultanza. Che canestri di Riccardo Perego, è lui che ha portato Montichiari a più 6 dal 54 pari al 54 a 60, anzi 6 punti, 2 liberi, il tiro dal mezzo angolo e il tiro ora frontale. 6 punti in rapida successione per Perego che sale a 10 personali. Sì, prima coach Paderni voleva il raddoppio di Principe dall'altro lungo, come hai detto tu giustamente, però alla fine anche se fosse arrivato sarebbe stato inutile perché Perego ha fatto un tiro in allontanamento, sto fortunato a trovare il canestro, bravo lui. Adesso bisogna assolutamente trovare un canestro e una buona difesa per non rivedere il film già visto nel secondo quarto. Matteo Piani, palleggio resta e tiro, Piani, meno 4, 56 a 60, 20 secondi alla fine del terzo quarto, Montichiari potrà andare fino in fondo, Udine non deve far fallo perché è in bonus. Filattiera contro Mignosi, Ricchi tiene contro Filattiera che forse commette frazioni di passi, sbaglia però, Principe recupera il rimbalzo, Principe per Piazza, 3 secondi alla fine, l'architetto, l'extra pass, Piani da 3 punti, non va, peccato, finisce qui il terzo quarto, 56 a 60 per Montichiari. Vediamo i tabellini aggiornati per la GSA: Dri 8, Piazza 8, Mignosi 6, Bellina 15, Monini 12 e Piani 9. Per Montichiari Filattiera 7, Giovannelli 6, Perego 10, Pagliari 6, Zanella 8, Scanzi 13 e Conte 10. Il tecnico bresciano Morandi ha fatto riposare abbastanza Conte in questa parte finale di terzo quarto. Dall'altra parte coach Paderni ha fatto rifiatare un po' Federico Bellina. Udine che ha trovato forse il bandolo della matassa con Matteo Piani accanto ad Andrea Piazza. Col doppio play Udine è riuscita ad impattare sul 54 pari prima che Perego con 6 punti in striscia portasse la conta di Castaldi sul più 6 sul 54 a 60. Poi è stato 56 a 60 alla fine del terzo quarto con il canestro di Matteo Piani che ha sbagliato la tripla del potenziale meno 1.
è scesa la percentuale di Montichiari dall'arco del 6,75, dall'8 su 9 al 20esimo ci sono stati 4 errori dei lombardi da oltre l'arco in questa frazione. Udine esce dalla micro pausa con il quintetto formato da Piani, Dri, Munini, Principe e Bellina. Per Montichiari invece Filattiera, Scanzi, Giovannelli, Zanella e Perego. È cominciato l'ultimo quarto, attacco per la GSA. Principe per Matteo Piani, riceve in posizione di post basso Bellina che fronteggia il canestro contro Perego, ancora Federico interrompe il palleggio, Munini con la tripla, non va, primo ferro, lotta al rimbalzo Principe, Zanella che recupera il pallone. Attacco per Montichiari, 56-60 in favore degli ospiti, 9 minuti 30 secondi alla fine della partita. Perego perde la palla, recupero per la GSA, Matteo Piani su cui si accoppia subito Filattiera, ancora Matteo, perde la palla anche lui, l'intercetto di Giovannelli sul ribaltamento di lato, Filattiera palleggia il tiro dalla linea del tiro libero come ti insegna nel settore giovanile e lo manda a bersaglio. Più 6 Montichiari, 5-6, 6-2, 9 minuti e 5 secondi alla fine del match. Brutta palla persa, un ribaltamento non andava affatto quello di Teo. Bravo Filattiera, come tu, a restarsi in tiro libero, a trovare 2 punti del più 6. C'è il fallo di Filattiera sul portatore di palla udinese Matteo Piani. Secondo fallo per Filattiera, 8 minuti 53 secondi alla fine della partita, meno 6 per la GSA che l'ha rimessa in attacco. Matteo Piani riceve, il piccherò alto portatogli da Principe, Matteo Piani penetrazione, alza il pallone al cristallo, l'errore, Filattiera lancia Giovannelli, Giovannelli mantiene il controllo del corpo, sbaglia la conclusione, si lotta al rimbalzo, la palla esce nelle mani di Scanzi che chiama lo schema corna, Perego, piccherò alto, accetta il cambio difensivo Principe, poi Zanella che sfonda contro Federico Bellina, rimessa in attacco, no, sì, voglio dire, comunque rimessa per la GSA. Quando capita questo non sai dire, anche se ti trovi nella metà campo difensiva, sai dire rimessa in attacco oppure no. Mi sono fermato un po' bloccato, fatto sta che Udine comunque alla rimessa. Io torno su Bellina, invece un po' di Hector Studio, ma bravissimo a leggere la situazione, a leggere che il fatto che Zanella stesse alzando la testa, abbassando la testa, non vedendo il suo fisico, pronto ad assorbire il contatto, fallo in attacco sacrosanto, 2 possessi pieni da 2 squadre e un po' il fin della partita. Montichiari scappa, noi teniamo in partita, Montichiari scappa, noi rientriamo in partita. Secondo me si deciderà tutto quanto al rush finale. Si è asciugato il parquet, è pronto Andrea Piazza sul cubo dei cambi per la GSA, esce, vediamo un po', esce Claudio Munini, rientra Andrea Piazza. 56 GSA, 62 contati Castaldi, 8 minuti e 30 secondi alla fine della partita. Gioca da esterno in questo schema offensivo Federico Bellina. Fede riceve, Andrea Piazza trova Filiberto Dri in post basso, 10 secondi alla fine dei 24, Dri, c'è il fallo della difesa, il tiro non è valido, quindi ci sarà rimessa per la GSA. Giovannelli tanti minuti sul rettangolo di gioco a stendere il tappeto rosso per Conte quando rientrerà. Bel giocatore Giovannelli, detto anche il Casseres di Montichiari, ha fatto tutte le cose giuste, 2 buone triple, una buona difesa, un buon sesto uomo questo per la categoria. Principe sbaglia la conclusione, Perego contro Bellina, ancora Perego in allontanamento, primo ferro, rimbalzo di Andrea Piazza, da dietro cerca di cacciargli il pallone a Giovannelli, Andrea Piazza ancora, Giovannelli tocca la boccia, il possesso è vivo per Montichiari.
Scanzi dall'altra parte, hesitation, poi rincula contro Dri, Scanzi nel cuore dell'area, sbaglia, Perego recupera il rimbalzo, c'è il fallo di Mattias Principe che secondo l'arbitro Canazza ha sgambettato l'attaccante. Rimessa per Montichiari in attacco, il punteggio è sempre identico, sono passati 50 secondi dall'ultimo aggiornamento, 7 minuti 40 secondi alla fine della partita, 56-62 per Montichiari. Perego fronteggia il canestro contro Federico Bellina, Perego su cui spende un fallo Bellina, è il secondo di squadra per la GSA in questa frazione, per Bellina è il quarto. Paderni protesta un po' con gli arbitri, alla prossima sarà fallo tecnico alla panchina udinese. No, io so che non dobbiamo andare oltre che potesse con gli arbitri, insomma un Barbieri l'ha seduto, si arrabbia, però questo fallo imbarazzante fischiato a Bellina. Ed ultimo richiamo a Paderni mentre sono in 4 a protestare nella panchina di Montichiari. Magata di Scanzi, che giocatore qua, Magata. Che canestro per Scanzi, Montichiari sala più 8, 56-64. 7 minuti 10 secondi al gong del 40esimo. Dri contro Giovannelli, ancora Filiberto, interrompe il palleggio, andrà a Piazza, arriva in suo soccorso. 8 secondi su 24 per Udine. L'architetto hesitation, l'architetto penetrazione, la palla esce, rimessa Montichiari, chiama timeout con Gendra Paderni mentre Conte si accomoda sul cubo dei cambi per i lombardi. Più 8 conta di Castaldi, 56-64, 6 minuti 58 secondi alla fine del match. I tabellini, Gian. Udine 8 punti Dri, 8 punti Piazza, 6 punti Mignussi, 15 Bellina, 12 Klaus Munini, 7 Piani per Montichiari, 9 Filattiera, 6 Giovanelli, 10 Perego, 6 Pagliari, 8 Zanella, 15 Scanzi, 10 Conte. Max, onestamente però la coppia Conte-Scanzi come 2-3 con playmaker Filattiera e anche Giovanelli è un reparto esterni che secondo me in questa categoria non ce l'ha nessuno. No, è vero, e da quanto abbiamo visto dal vivo Montichiari pare più forte della De Longhi Treviso e non a caso Montichiari ha battuto i trevigiani sul campo di casa. Ma guarda, non voglio fare il fenomeno, ma secondo me senza roba di dubbio, ripeto, Conte è un giocatore che faceva 8-9 punti in A2 Vetrano a Trento, commentato dal sottoscritto a Trento in un Trento di Trieste. Stessa cosa Scanzi, un giocatore che ha giocato a Brescia in B1 e A2. Sono due giocatori di questa categoria, c'entrano poco e si sono calati anche col giusto spirito, ovvero quando guarda anche nel piccolo giocatori come Pallombita, scesi in C2 o Colli o altri che invece trovano problemi ad ambientarsi con gli arbitri, con situazioni ambientali, questi invece in B2 si sono ambientati di brutto e stanno facendo la differenza. Fallo della difesa, il fallo di Piazza. Secondo fallo per Architetto, 56 Udine, 64 Montichiari, 6 minuti 44 secondi alla fine della partita. Esce Matteo Piani, rientra Claudio Monini per Udine. Piani ha fatto il suo e anche di più, come anche domenica scorsa. Molto generoso, ha speso 3 falli per qualche errore delle avversi dei compagni di squadra, in attacco ha fatto il suo, è un giocatore di categoria assestata ormai. Giovanelli contro Andrea Piazza, riceve Pagliari che fronteggia il canestro contro Mattias Principe, Pagliari lo batte al palleggio, sbaglia l'appoggio, l'ultimo tocco di Perego, rimbalzo, rimessa GSA. Il problema è che Paderni per addrizzare la partita non può far rifiatare Bellina, aggravato di 4 falli, quindi è ipotetico che Udine completi la partita con Principe e Mignussi contemporaneamente sul rettangolo di gioco nel caso in cui Bellina dovesse commettere il quinto fallo. Secondo me ha l'esperienza per gestirsi, non fare il quinto fallo. E deve farlo, 10 secondi su 24 per la GSA. Adri interrompe il palleggio, Bellina, l'extra pass per il Munini che deve tirare, Munini lo scadere 24, Claudio sbaglia, lotta rimbalzo Principe,
palla in campo da Scanzi a Perego, tutto regolare per gli arbitri. 5 minuti 55 secondi alla fine del match, sempre più 8 per Montichiari. Udine non è mai stata avanti nella partita. Conte fa saltare Dri, Principe resta contro di lui. Conte ora si prende la tripla, la manda a bersaglio, potrebbe essere il canestro della staffa, più 11 per Montichiari quando mancano 5 minuti e 35 secondi alla fine della partita. Dri indisturbato va a deporre l'ovetto, si deve allacciare lo scarpino Luca Conte. Morandi è imbestialito con Perego, che avrebbe dovuto contenere almeno 2 palleggi Filiberto Dri. Poi Perego dice al suo coach: dovevano essere i miei compagni di squadra ad aiutare dal lato debole. Udine a meno 9, 58-67. Palla persa per Montichiari, no. Scanzi mantiene vivo il possesso. Pagliari torna verso Scanzi, 3 secondi alla fine, 24 per Montichiari. Scanzi segna anche questa. Montichiari spanca Udine, e te lo dico ora quando mancano 5 minuti alla fine del match. Fan canestro sempre questi. Conte prima ha messo una gran tripla in faccia a Principe, che aveva difeso abbastanza bene. Qua Scanzi segna dall'autogrill di Gonars, una tripla incredibile, veramente. Però posso dirti una cosa: se vincono, vincono con merito, perché questo sport si chiama pallacanestro, bisogna fare canestro e loro lo stanno facendo. In questo big match Montichiari ha giocato con 7 giocatori. Sì, 7. A Udine mancano 2 giocatori che si chiamano Truccolo e Zacchetti. Vedremo in futuro la sfida a darmi pari. Sì, l'hai detto giusto, mancano 2 signori giocatori, 2 giocatori di categoria superiore come sono Conte per Montichiari e Scanzi. Mancano Joel, Zacchetti e Riccardo Truccolo. Io però non mi ancoro molto le assenze. Secondo me Udine poteva fare qualcosetta in più, però va detto, veramente Montichiari in questo momento è la squadra più in forma del campionato. Se dovessimo trovare il pelo nell'uovo, a Montichiari manca un secondo play vero e proprio. Sì, perché Giovanelli alla fine può portare su il pallone, però più un giocatore di rottura secondo me. Manca esatto un secondo playmaker, e anche in panchina non ne vedo altri, a parte il giovane De Guzman, che però non è entrato in campo. Tiro libero di Scanzi che non va. Diamo anche un aggiornamento da quanto sta succedendo al forum di Pordenone. La Friuladria è avanti contro Castellanza per 64-59 quando mancano 4 minuti e 44 secondi alla fine del match. Per Castellanza si tratterebbe eventualmente della prima sconfitta in campionato. Dri contro Pagliari, meno 10 per Udine. Principe si prende la tripla, la mette Mattias Principe, meno 7. Udine è viva a 4 minuti e 10 secondi alla fine della partita. Gran tripla del Fernandito qui con tanto di urlo verso i suoi tifosi. Attenzione che il finale non è stato ancora scritto, però sì, questi quando arrivano in attacco fanno sempre canestro, Max. Andrà Piazza in palleggio, c'è il fallo lontano dal pallone di Scanzi contro Filiberto. 2 tiri liberi in arrivo per Dri, che può salire in anzi è già in doppia cifra, 10 punti per lui. Timeout richiesto da coach Andrea Paderni. 63 GSA, 72 contati Castaldi, 3 minuti e 51 secondi alla fine del match. I tabellini, Gianna. Nei 63 di Udine, 10 Dri, 8 Piazza, che si è un po' spento in fase realizzativa nel secondo tempo, 6 Mignucci, 17 Bellina, 12 Klaus Munini, 3 Principe, 7 Piani. Nei 72 di Montichiari, 9 di Filattiera, 6 Giovanelli, 10 Perego, 6 Pagliari, 8 Zanella, 18 Scanzi con 7 su 14 da 2, 3 su 5 da 3 e 13 per Conte. Pordenone sempre avanti.
Pordenone sempre avanti Max, 64-60, eventuale sconfitto di Legnano porterebbe Montichiari in testa della classifica, no? In caso di vittoria qui al Benedetti. Ora la GSA deve sparare le ultime cartucce, intanto Dri deve segnare da linea della Carità e far 2 su 2 per andare a -7. È rientrato Mignucci al posto di Mattias Principe. Andrea Paderni arriva negli ultimi 3 minuti e 51 secondi con il quintetto che ha cominciato la partita. Phil sbaglia il primo, non ci voleva. Nuova opportunità per Filiberto Dri. Phil 1 su 2, -8, 64-72. Giovanelli agisce da playmaker, difesa a zona per la GSA. Giovanelli trova nell'angolo Scanzi che non si prende la tripla, Scanzi arriva nel cuore dell'area, sbaglia, Perego recupera Nibalza in attacco e nuovo possesso in attacco per Montichiari. Pagliari ribalta al lato, Giovanelli va verso Conte che non si prende la tripla, Scanzi per Giovanelli, l'extra pass verso Pagliari, palleggio il tiro di Pagliari, l'errore, rimbalzo conquistato da Perego che sbaglia, ora svitola una lampadina Bellina, -8 per la GSA, 3 minuti 5 secondi alla fine. Piazza interrompe il palleggio, Filiberto Dri reclama Federico Bellina per un pick and roll. Dri ha spazio, non si prende la tripla, si prende il palleggio e resta tiro da 2. Filiberto Dri converte il -6, 72 Montichiari, 66 GSA, persevera nella zona 2-3 Udine, 2 minuti 40 secondi alla fine. Pagliari con la tripla, secondo ferro, Piazza non converte, scusate, non recupera il rimbalzo in difesa. Ancora Conte in palleggio, 12 secondi alla fine dei 24 per Montichiari. Pagliari per chiudere definitivamente la mette. Montichiari ha vinto a Udine, ma purtroppo l'avevo detto anche 2 minuti e mezzo fa. Sì, ma questa purtroppo è colpa nostra, perché qua abbiamo concesso un secondo possesso tragico. Quando fai regali secondi possessi del genere a una squadra come questa, anche un altro secondo possesso, le possibilità di vittoria si riducono al minimo. Giovanelli per Scanzi che fa una finta cercando Conte nell'angolo, Scanzi però deragliato commettendo un fallo in attacco. Cambio GSA, fuori Mignucci, dentro Piani, -9 per Udine, 1 minuto 45 secondi alla fine. Si deve asciugare il parquet. Ricordiamo ai nostri amici a casa di non cambiare canale perché alla fine della partita daremo la linea a Max Radina e alla sua trasmissione calcistica. A Pordenone intanto a 2 minuti dalla fine, più 5 Friuladria, 69-64 contro Castellanza. Si continua ad asciugare il parquet. Gian Alvaro Tabellini per favore. Udine 13 Dri, 8 Piazza, 6 Mignucci, 17 Bellina, 12 Munini, 3 Principe, 7 Piani per Montichiari, 9 Filattiera, 6 Giovanelli, 10 Perego, 11 Pagliari, 8 Zanella, 18 Scanzi, 13 Conte. Claudio Munini si adopera con le pulizie, non pulisce a casa ma pulisce il parquet del Maranga. Rapida parentesi calcistica, Gian, io ho visto dal vivo una bella Inter al Friuli. Ma qualcuno qua vicino a noi ha detto partita tra due squadre scappate di casa, meglio l'Inter, secondo me assolutamente no. È stata una grande Inter cinica che non si vedeva così da tempo. Torniamo in diretta dal Benedetti, Bellina da 3 punti, non va, secondo ferro, Piazza
recupera Nibalza in attacco, Filiberto Dri ancora gioca a 2 con Bellina, fil contro Conte, 1 minuto e 25 alla fine, Dri con la tripla, non va, Bellina ribalza in attacco, sbaglia la conclusione, Monini lotta, poi l'ultimo tocco valido di Giovannelli, scivola di nuovo Claudio Monini, si deve asciugare il parquet del Maranga, c'è una pozza di sudore proprio davanti a noi, ultimo minuto in arrivo, +9 per Montichiari, Giovannelli da 3 punti sbaglia, e questo è il suo pane quotidiano, senza nulla togliergli, bisogna fare attenzione sia alla pozza di sudore. Piani in penetrazione, segna il -7, 68-75. Pagliari trova Scanzi, fa girare la palla e 4 cantoni Montichiari, Udine non fa fallo, non si vuole dilatare ulteriormente la forbice in un'ottica di doppio confronto. Bellina scippa il pallone, non riesce a lanciare il contropiede Matteo Piani che spende un fallo contro Giovannelli, e Giovannelli andrà dall'altra parte in lunetta con 2 tiri liberi. Quarto fallo per Matteo Piani, 28 secondi 72 centesimi alla fine. Gian, una tua disamina, perché poi proprio allo scadere daremo la linea alla regia. Beh, prima cosa molto forte Montichiari, mi ha impressionato, forse manca per proprio mettere la ciliegina sulla torta un lungo qualche punto in più nelle mani, un lungo più potente, però il reparto esterni è assolutamente di valore, a me Conte piace molto anche Scanzi, tutti hanno fatto una gran partita, si completano molto bene. La mia disamina è che sono mancati i dettagli, è mancato qualche rimbalzo in difesa in più, troppi possessi, secondi possessi concessi, secondi possessi in cui Montichiari ha punito con triple sanguinose, però guarda qua anche un po' di sfortuna perché Giovannelli qua non tocca neanche il tiro libero, neanche il ferro del tiro libero, e ha messo 2 triple lui, pesantissime, sul 34. Cerchiamo di star positivi, dove viene chiamato un time out da coach Paderni, che fa bene a chiamare time out ancora, perché deve dimostrare ai suoi ragazzi che bisogna crederci fino a che non è finita, fino a che non siano in spogliatoi. Ci sta tutto questo time out, in una sconfitta bisogna sempre dare le cose anche positive. C'è stato un buon Bellina, un buon Monini, a tratti un sontuoso Piazza, bisogna fare la conta di ferite, valutare come sta Joy dall'influenza, sperando di vederlo presto in campo, però secondo me manca un po' di cattiveria, manca un po' di rabbia, manca un po' di garra argentina, no? Secondo me troppi secondi possessi concessi, Max. Tutto vero, 1 minuto e 4 secondi alla fine a Pordenone, Friuladria 70, Castellanza 66. Udine che sabato prossimo sarà di scena a Lecco, domani, inteso come lunedì, ci saremo, sì, andrai tu? No, vieni anche tu, andiamo su insieme. Sabato partenza ore 14. Dovrei parlare anche a casa per vedere se lo lascia passare oppure no. Anch'io devo vedere se lo lascia passare, mi giocherò un bonus, però onestamente cerchiamo di portare nelle vostre case sempre di più possibile la pallacanestro, non è pallacanestro di Udine. Rimessa per AGSA, palla in campo, Bellina per Piani da 3 punti, a segno Matteo Piani, -5, 71-76, 23 secondi 80 centesimi alla fine. Monini non vuole fare fallo, secondo l'arbitro Furlan invece c'è, ma dicevo anche che domani, inteso come lunedì, alle 19 sarà inaugurato presso i Piombi l'Apu Club, appunto griffato i Piombi, presieduto da Luciano Ferrero, lo storico tifoso udinese. Bella anche questa iniziativa. Beh, è sicuro, assolutamente importante questa iniziativa, perché così sempre più si sta radicando l'Apu a Udine, si sta sempre più radicando nei tifosi che sono orfani del grande progetto Snaidro, ma stanno pian piano scoprendo un nuovo progetto, un grande progetto, quello dell'Apu GSA Udine. Pagliari 2 su 2 dalla linea della Carità, cambio per Montichiari, fuori filattiera, dentro Giovannelli, 22 secondi 54 centesimi al gol del 40esimo, -7 per AGSA, 71-78. Andrea Piazza
batte Scanzi, circumnaviga l'area, Bellina torna verso l'Architetto, l'Architetto per Piani, l'extra pass per Dri, da 3 punti Filiberto a segno, 74-78. Fa fallo Piazza quando mancano 7 secondi 49 centesimi alla fine. Io a questo punto non avrei neanche fatto fallo, avrei tenuto nell'ottica del doppio confronto almeno 4. Tu cosa avresti fatto, Carogian? Io vado fino alla fine per vincere, perché credo nei miracoli. 2 tiri liberi per Pagliari, ricordo, non andate via alla fine, perché alla fine del match daremo la linea a Max Radina e i risultati di calcio. Pagliari da linea della Carità segna il primo. Ma Radina, li salutiamo, un grandissimo professionista, l'ho raggiunto di FVG Sport Channel. Come sta dopo questo 0-3 casalingo? Io lo saluto con un bel 3 dalla mia mano. Saluto serbo per Radina. No, il saluto nerazzurro di oggi. 4 secondi alla fine, Dri deraglia, non secondo gli arbitri. Finisce qui la partita. Montichiari ha espugnato il Palasport Benedetti per 74-80. Un saluto e ringraziamento anche per Alberto Tonizio Giambosio da Max Fontanini e alla prossima. Coach Andrea Paderni, la GSA ha perso il terzo big match, come avevi detto tu in sede di presentazione, dopo quello di Ponzano Veneto contro Treviso e quello a Orzi Nuovi. Sì, abbiamo perso. Secondo me oggi probabilmente abbiamo fatto la miglior partita di questo inizio di campionato. Non è bastato e quindi dobbiamo ragionare attentamente su diverse cose, perché eravamo in casa nostra, siamo partiti sotto 7-0, tutte le volte che abbiamo recuperato poi abbiamo subito dei contro break e sono cose che non vanno bene, perché a questo punto sono episodi che si ripetono e quindi tra di noi dobbiamo parlarne e cercare di capire un po' di cose. Detto questo, secondo me ovviamente questa analisi dipende dal risultato finale della partita, perché secondo me noi abbiamo fatto una buona partita, ripeto, la migliore di questo inizio di campionato, però devi anche equilibrare il livello degli avversari. Oggi giocavamo contro una squadra molto forte che ha finito il primo tempo con 8 su 9 da 3, che ha finito la partita con 11 su 18 da 3, che sono percentuali mostruose, cioè tirare fuori 33 punti da 18 tiri da oltre i 7 metri, insomma è tanta roba. Fuori casa, mi permetto di aggiungere. Sì, esatto, fuori casa, tra l'altro noi abbiamo provato la zona solo negli ultimi minuti, quindi poi con spazio hanno tirato probabilmente contro la zona e lì paradossalmente le percentuali gli sono scese, perché devono aver fatto 1 su 3 o 1 su 4 contro la zona, che quindi vuol dire che contro la uomo hanno fatto 10 su 14, quindi quando intendo dire un mio difensore ha difeso male, ha difeso perché magari aveva le braccia basse ma era a 30 cm dal suo uomo, cioè non parliamo di tiri presi comodi, quindi bravissimi loro, grandi percentuali, però ripeto, noi dobbiamo pensare alle nostre cose, perché anche in una partita così, con questo tipo di prestazione balistica degli avversari, se noi puliamo 4 stupidaggini che abbiamo fatto, la partita la possiamo portare a casa e l'obiettivo è vincere quando gli altri giocano benissimo, non vincere quando gli altri giocano male, e quindi io non sono assolutamente soddisfatto, cioè non mi basta la prestazione per essere soddisfatto, perché insomma io non mi nascondo, noi qua non ci siamo mai nascosti, noi le partite vogliamo vincerle, oggi era un big match in casa, io volevo vincerlo, come ti ho già detto, secondo me noi se vinciamo abbiamo fatto il nostro, se perdiamo abbiamo fatto male e oggi abbiamo perso e quindi male, punto. Si va a Lecco sabato prossimo ovviamente per cercare di fare il meglio possibile e quindi di vincere per ripartire subito in classifica. Vabbè certo, cioè i 2 punti sono fondamentali sempre in tutte le partite, motivo in più quando viene da una sconfitta, insomma le serie di sconfitte bisogna chiuderle subito e quindi sabato a Lecco andiamo per vincere, troveremo una squadra che tra l'altro gioca in maniera simile a loro, con interpreti magari differenti, però che ha dei giochi d'attacco che sono uguali, quindi insomma da quel punto di vista siamo allenati. Presidente Pedone, Montichiari ha sbancato il Benedetti, prima sconfitta casalinga, però coach Paderni ha detto è stata la nostra migliore prestazione in campionato finora. Sì, io non userei questa affermazione perché non sono così tecnico, direi però la più bella partita da inizio stagione, quindi anche della nostra squadra,
tutto il pubblico era soddisfatto nonostante la sconfitta, questo è un dato indicativo. Loro, cosa dire, sono molto forti, come avevo detto prima, certamente hanno avuto particolare fortuna al tiro, perché adesso non so le percentuali, ma credo che saremo 70% da 3, 80%, non ho idea, ma ecco. Te le leggo in diretta, 61%, 11 su 18. Ecco, 61% è ammazza un toro una percentuale del genere, quindi è stato bravissimo Paderni a non mollare mai, tutta la squadra, a ritornare in partita 4-5 volte nonostante loro con questi tiri da 3 ci cacciassero, ci rigettassero sempre indietro, bravi. Forse abbiamo peccato un po' di ingenuità quando siamo arrivati pari, dovevamo forse spingere un pochino di più, però la partita è stata anche molto fisica, molto atleticamente competitiva. Il pubblico udinese ha risposto in buona forza anche oggi. Si va a Lecco sabato prossimo per cercare di recuperare questi 2 punti, no? Sì, adesso bisogna cominciare anche a guardare un po' la classifica, il momento di rodaggio diciamo sta un po' finendo e quindi adesso bisogna anche pensare ai punti. Lecco speriamo sia un piatto di portata un po' più semplice di questo, anche se è un campionato equilibratissimo, questo ormai è chiaro a tutti, è molto bello, quindi insomma adesso noi aspettiamo il rientro di Truccolo, spero per la prossima in casa, io insisterò affinché questo avvenga, quando io insisto di solito ottengo. Zacchetti bisogna capire bene come sta e vedere un po' di parlare col ragazzo, di capire bene anche con i medici per vedere un pochino com'è la situazione. Certo oggi ci sarebbero serviti tutti e due, credo che con Zacchetti e Truccolo sarebbe stata un po' diversa, anche se la squadra ha fatto un'ottima prestazione corale, ottima.